Carissime amiche e carissimi amici, manca veramente poco per la visita di Franco Baresi al Museo del Calcio Cigliano di Nino Donia. Domani alle ore 15:30 circa Franco Baresi percorrerà questa strada, il Corso Italia a San Pier Niceto, per giungere fino al Museo del Calcio Siciliano di Nino Donia. Questo sarà il percorso che farà il mitico Franco Baresi, che per San Pier Niceto sarà veramente un evento storico da scrivere negli annali della storia, perché abbiamo un campione del mondo, un vice campione del mondo, un giocatore che ha fatto la storia del Milan e della nazionale, e poi entrerà nel museo di Nino Donia. Come siamo entrati noi, entrerà anche lui. Nino Donia, logicamente domani, evento storico. E finalmente il sogno si è avverato. Il sogno diventa realtà. Realtà, sì. È un privilegio avere Franco Baresi nel mio museo. Già, come potete vedere, Franco Baresi c'era, ma era una gigantografia. Ora invece l'avremo in carne e ossa. Dobbiamo dire, tutto è iniziato quasi per scherzo, dicendo a Pippo Castorina, sì, visto che a Messina fai un salto anche a San Pier Niceto. Sì. E da lì... Per la tua pressione però, sì. Sei stato tu a pressarlo. È stato, per me è stato più che altro una provocazione. Invece Pippo Castorina ha accolto il nostro invito, e domani alle ore 15:30 confermato, Nino? Sì, almeno. Alle 15:30, 16, gli orari sono altri, perché ha molti impegni Baresi. Sì, ormai penso che perde tempo pure a Torre Grotte, non lo so, va. 15:30, 16, no, l'aspettiamo, aspettare mezz'ora, un campione, dobbiamo aspettare, anche mezz'ora non fa nulla. Sì. Ma... Ricordiamo che Franco Baresi, oltre ad aver vinto tutto con il Milan, ha vinto il campionato del mondo nell'82, è stato vice campione del mondo in USA 94, in America. E poi è sempre un grande persona, un grande personaggio, al di là del gioco che svolgeva in campo, che era l'anima, il vero capitano. Ci sono stati altri capitani nel Milan degni della maglia e della faccia di capitano, ma Baresi forse aveva qualcosa in più. Ricordiamo che il primo numero ritirato al campionato italiano è stato il numero 6 di Baresi, sì. ed è stato ritirato. E poi Maldini. Però il primo in assoluto, è stato proprio il numero 6 di Franco Baresi. Sì. Siamo pronti? Emozionato un pochino? Sì, mi sembra, non dormo la notte, perché non mi sembra vero, va. Domani è veramente un sogno che diventa per realtà. Tutti è un onore pure per San Pier Niceto. Un grande onore. E ricordiamo ora che se volete raggiungere il museo del calcio di Nino Donia, ci sono anche le tabelle che il comune ha fisso lungo la nazionale, sì. E ai bivi per San Pier Niceto, quindi per chi vuol venire domani, non si può sbagliare. Evento libero e gratuito. Se qualcuno può comprare il libro di Franco Baresi, lo può vendere, lo può comprare, e verrà autografato da lui stesso, e fare una foto con Franco Baresi, quindi, che non è poco, quindi, se vogliamo. Volendo, anche c'è il libro che è Libero di sognare, si intitola il nuovo libro di Franco Baresi, lo autografa lui personalmente, quindi meglio di così. Se muore. Non c'è e il museo toccherà l'apice dopo aver visto vari e svariati campioni con Baresi, veramente. E tu, come dici sempre, non finisce qui. E non finisce qui, però già è il massimo. Già con Baresi dobbiamo ringraziare Pippo Castorina, ringraziamo la ciliegina sulla torta. Noi ringraziamo già nazionale di Pippo Castorina, anche Felice Egitto, che si sono adoperati affinché Franco Baresi arrivi qua. Però domani Ciomanzo ha collaborato. Ciomanzo, una vecchia conoscenza che giocava nel San Filippo, mi ricordo. Ora è giornalista. Gli anni 70. Memoria è un giornalista. Ad ogni modo, fra me poco più di 24 ore ci vediamo non vedo a San Pier Niceto. Franco Baresi nel Museo del Calcio di Nino Donia. Per ora lo possiamo ammirare in gigantografia, domani l'ammireremo di presenza. Ciao Nino! Ciao!